Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive gratuite online del nostro Maledetto Veneziano. Vi ricordo che questa sera avremo alle 21:15 le Sibille Interattive gratuite con il The Garden nella piattaforma di StreamYard. Vi ricordo anche che per gli amici di Facebook che si devono iscrivere alla piattaforma StreamYard, dare il loro consenso per poter accedere alla diretta, cioè alla diretta accedono, ma per poter fare domande è meglio che si iscrivano alla piattaforma StreamYard. Bene, partiamo subito anche col dire che per quelli nuovi che ci seguono per la prima volta, che per fare la domanda ci vuole nome e data di nascita, ripeto, nome e data di nascita, poi una domanda che sia compiuta, cioè che abbia dei riferimenti importanti, perché se no la cosa diventa difficile e complicata, perché alcune volte salta fuori, ad esempio, la donna maritata e non si capisce bene se è la vicina di sopra che porta giù il caffè oppure una concorrente. Intanto salutiamo la nostra amicizia Maria Gesualdo. Ciao, ciao Maria, grazie di essere qui con noi, grazie di avermi salutato. Bene, andiamo avanti. In più vi ricordo anche che appunto abbiamo due gruppi sui social, su Facebook, il gruppo I Casti Sacerdotali e questo gruppo da cui stiamo trasmettendo ogni mattina. Marietto è con voi dalle 11:20 in avanti, in futuro poi sarò dalle 6 in avanti, ma per il momento dalle 11:20. In più abbiamo questi due gruppi, i Casti Sacerdotali e poi Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, da cui stiamo trasmettendo. Bene. In più su internet ormai siamo da parecchi anni con il sito del Capitano. Il sito del Capitano è un sito dal 2015 che offre e dona 20 ebook radionici, radiostesici, anche di chirologia, lettura della mano, quindi se c'è qualcuno che vuole avere materiale gratuito per imparare a leggere la mano oppure per usare la radionica o la radiestesia, in questo sito ci sono 20 ebook scaricabili gratuitamente. Quindi per chi vuole questo è ideale. In più nello stesso sito abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare ad esempio prodotti pregiati tipo questo ciondolo magico o radionico a 8 protezioni magiche e radioniche e si possono anche aggiungere. Il costo è di 150 euro più 10 euro di spedizione. Oltre a questo offriamo anche dei prodotti tipo i sigilli. Questi sigilli costano 150 euro l'uno, ne abbiamo 52, più si possono fare anche sigilli a parte su richiesta, enochiane, di Goetia e quant'altro, ma lì ci sono altri prezzi. Questi sono dei sigilli importanti che rivestono il corpo eterico e lo rinforzano. Per attivare un sigillo così ci vogliono 3 ore di lavoro, consacrazione, benedizione, battesimo e quant'altro. Quindi è un lavoro importante per chi si fa fare un sigillo, ad esempio per studiare e via dicendo, per il lavoro per esempio. Poi abbiamo anche la ritualistica è importante per chi vuole qualcosa di più, magari per il lavoro, per rinforzare l'attività, per il benessere, l'abbondanza, la salute, i sentimenti, possiamo anche operare a livello magico con dei riti propiziatori. E di riti propiziatori ce n'è tantissimi. Al martedì invece cosa proponiamo? Il martedì, per chi si è affidato a noi, puliamo il campo eterico da vaccini e affini, quindi il legare Maledetto Veneziano sapete che al martedì sera lo dedicano a questo. E invece al venerdì sera abbiamo la pulizia radionica sempre per chi si è affidato a noi. Scusate. Bene, ho detto tutto. Vi ricordo questa sera 21:15 il De Garda in questa piattaforma vi aspetta per le Sibille Interattive gratuite e io sono sempre qui con voi alla mattina per le domande gratuite. Quindi se volete fare una domanda adesso, nome, data di nascita e chiaramente la storia che sia raccontata bene. Bene, vediamo se c'è qualche domanda. C'è la nostra, vediamo un po', Giulia. Buongiorno Marietta, per favore mi puoi dire se mi troverò lavoro? Luliana, bene.
Allora, la nostra Luliana, ci chiede se troverà lavoro. Vediamo un po', la nostra amicizia, di che anno è? È del 74. Vedo Luliana che non è facile, Non è facile, però sembra che qualcosa nel futuro si vadi nella direzione giusta, Giuliana, vedo che nel futuro va nella direzione giusta. Vediamo un po' con le Sibille cosa ci dicono per Giuliana del 74. Allora, vediamo un po' per le Giuliane. Beh, la buona volontà c'è, però vedo che c'è qualche problema. Non so se è un uomo che ti mette i bastoni fra le ruote, però vedo che c'è qualcuno che ti vuole aiutare, però c'è qualche cosina che non va, c'è qualche freno, c'è qualcosina che in effetti sul lavoro non è facile. Infatti, hai visto Diana che il pendolino è girato molto, poi è andato sul sì. Quindi la situazione non è facile. Vediamo un po'. Giuliana, tu hai figli? Mi puoi dire se hai dei figli per cortesia? Per il semplice fatto che è uscita? Non posso avere dei figli? Se sei in linea, se mi puoi dire se hai dei figli, perché è uscita una donna maritata. Sì, hai dei figli, allora sei tu. Bene. Allora, vediamo un po'. Liliana conferma che ha dei figli. Bene. Allora, vediamo un po' il passato. Il passato, sei una donna forte, una donna che ha speranza. Forse qualcuno ti ha detto qualcosa di importante sul lavoro, ti ha incoraggiata una figlia, esatto, dice una figlia. Ti ha incoraggiato sul lavoro e sembrava che per questioni di lavoro nel passato sembrava che tu sei tornata a fare un lavoro che facevi già. E vedo che non so se un tuo ex o qualcuno era entrato nella tua sfera, no? Però attualmente tu sei senza lavoro, comunque nel passato si vede che tu sei una donna forte, speranzosa, sei una donna che ha delle belle qualità e sul lavoro non ti risparmiavi. Però al presente vedo che hai ricevuto un messaggio, vedi qui c'è la lettera, un messaggio importante, però purtroppo ci sono cose che vedi, gelosie, robe segrete sotto che lavorano contro di te. Quindi si vede che tu qui hai ricevuto un messaggio che sembrava ti desse speranza, ma probabilmente te l'ha spedito o qualcuno che tu conoscevi già o una persona molto importante, insomma qualcuno che ti voleva bene. Però vedo che ci sono delle gelosie nel presente, questa linea è presente, vedi? E vedo che c'è qualche segreto che Liliana mi sembra che deve essere smascherato. Poi vedo, sai, ancora dei messaggi, comunicazione, sicuramente ti darai da fare, no? E sembra che siano fortunati, però ci sono dei blocchi. Ci sono dei blocchi e ti vedo sempre che tu stai pensi a un vecchio lavoro che hai fatto, a un lavoro in cui tu ti trovavi bene, e ti piacerebbe, però vedi, hai ancora dei nemici che cercano di frenare queste possibilità e tu vedi, resti un po' amareggiata. Quindi facciamo un riepilogo. Allora, nel passato sembra che fondamentalmente la cosa fosse possibile di tornare a fare un lavoro che ti piaceva. Nel presente vedo che hai ricevuto molto varie lettere, informazioni, sms, insomma ti sei data da fare, però vedo che per questioni di o contratto che non era buono o gelosie varie o robe che ti hanno tenuto segrete, la cosa non è mai decollata. Nel futuro vedo che, vedi, riceverai dei messaggi, delle informazioni, potrebbero essere fortunati, però vedi che ci saranno dei blocchi. Tu amerai sicuramente un vecchio lavoro che facevi, ti piacerebbe fare una cosa che hai già fatto nel passato, ma vedi c'è gente che ti spia, gente che ti vuole bloccare, vedi c'è una sfilza di persone che sembra che remino contro di te e tu sei molto amareggiata. Quindi nei prossimi mesi vedo dei blocchi importanti. Poi vedo anche dei blocchi per questione, non so se è legale, vedo che sembra che vada via un tuo ex, qualcuno di importante della tua vita, e vedo che di nascosto, vedi, ci saranno dei rimpianti. Quindi
vedo che la situazione è piuttosto per il momento, limitata, nel senso che ci sono delle come si dice, delle prove che dovrai affrontare che in un certo senso ti limiteranno e vedo che qui sembra, che vadi via qualcuno di importante dalla tua vita, perché vedo che lo vai via e di nascosto sarai molto amareggiata. Quindi che dire, beh, che la situazione non è secondo me nei prossimi mesi non è facile. Fai che queste sibille vadano massimo 9 mesi, ecco per i prossimi 9 mesi tu tenterai sempre di trovare dei lavori che magari, sarebbero anche alla tua portata, però vedo che non c'è, come si suol dire, delle persone che veramente ti vogliono aiutare e qui effettivamente vedi sembra quasi che un tuo ex sia andato via, qualcuno di importante nella tua vita e tu vedi di nascosto sei molto amareggiata. Quindi diciamo così, nei prossimi tempi, non vedo, come si suol dire, non vedo, delle grandi possibilità per, che tu trovi qualcosa che sia effettivamente interessante. L'unica cosa è, vedi, riceverai 2 messaggi, quindi, e uno sembra anche fortunato. L'unica cosa è che tu non ti abbatta, perché poi vedo nel futuro che sarai molto battuta, vedi? Ehm, ma la colpa non è che tu non sei valida, ma la colpa è che ci saran molte persone che ti metteranno i bastoni fra le ruote. Quindi il mio consiglio è di resistere, non abbattersi, perché questa è anche la figura di una donna virtuosa. Quindi tu le qualità per lavorare ce le hai, sei una donna forte, hai la potenzialità, solo che è un periodo che, sembra che vedi questo qui è una figura importante, e lo vedi andar via, capisci? Quindi sembra una situazione, che tutto remi contro di te, Liliana, ma non abbatterti, perché ho visto che nel passato eri una donna forte e sei anche mamma di una bambina, quindi capirai che non è facile. Comunque è un periodo, difficile. Bene, vediamo se ci sono altre domande, se no Marietto, vi aspetto domani mattina alle vediamo un po' se c'è qualche altra domandina di qualche nostro amici. No, non c'è nessuno. Io quindi, vi ringrazio di essere stati qui con Marietto. Vi rinnovo l'invito domani alle 11:20 in Marietta, oppure questa sera sapete che avete la nostra Hildegarda alle 21:15, per tutte quelle persone che a cui non ho risposto, oppure vogliono fare domande, vi ricordo che, c'è, Hildegarda alle 21:15, questa sera. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.